Questo è il ricordo che c'è in questa chiesa della battaglia di Lepanto. Vedete raffigurate le navi veneziane con la galea capitana e sul paliotto c'è lo schieramento della battaglia. E le 6 galeate, le 3 capitane, le flotte corno sinistro e corno destro e a destra la flotta ottomana. Non tutti si ricordano e sapevano che in questa chiesa c'è proprio un altare dedicato alla battaglia di Lepanto. E oggi, nel 451esimo anniversario della battaglia, i nostri giovani veneziani hanno portato questa immagine della Madonna, che è una copia della Madonna di Sebastiano Venier, era la sua icona personale in casa, che Sebastiano Venier ha portato sulla capitana della flotta veneziana, era comandante generale della flotta veneta, e prima della battaglia l'ha pregata, hanno pregato tutti i marinai e tutti i vogatori questa Madonna. Si è salvata, è stata illesa malgrado si siano menati botte da orbi anche sulla galea capitana di Sebastiano Venier, e quando è ritornato a Venezia con la sua galea ha donato alla chiesa di Santa Maria Formosa la effigie che era stata a bordo e che aveva portato buoni auspici alla flotta cristiana e alla Santa Legge. E è ancora conservata nella chiesa di Santa Maria Formosa. Chi non lo sapesse, quando si entra a sinistra c'è questa immagine che è una bellissima icona veneto-cretese del XV secolo, aveva già più di un secolo quando se l'è portata in battaglia Sebastiano Venier, e la trovate lì, uno dei rari ricordi che ci sono ancora a Venezia della battaglia di Lepanto. Altro ricordo che abbiamo fatto in occasione delle scorse celebrazioni del scorso anno è il Cristo scolpito di legno molto grande che era legato all'albero di Maestra e che sta nella chiesa di San Martino di Castello, dove altrettanto abbiamo portato un'immagine della Madonna sull'altare dei Carpentieri e Calafatti e dove c'è questo meraviglioso Cristo cinquecentesco che era legato all'albero di Maestra della nave capitana. Clara porta invece una ampolla, perché con il comitato Festa della Sencia qualche anno fa abbiamo fatto un gemellaggio di ricordo proprio con Lepanto. Siamo stati a Lepanto e siamo andati sul posto dove si è svolta effettivamente la battaglia, perché tutti la chiamiamo battaglia di Lepanto, invece in realtà era battaglia delle isole Curzolari, circa 40 miglia a ovest di Lepanto. Il golfo di Lepanto è messo trasversalmente alla costa di terraferma della Grecia e circa 40 miglia, quindi una distanza come da qui a Trieste per intendersi. E i morti in mare della flotta della Lega Santa sono stati quasi una decina di migliaia, perché qualcuno dice 8.000, qualcuno dice meno, non si sa esattamente quanti sono fra morti e feriti, ma sono stati raccolti dopo la carneficina che c'è stata, perché 200.000 uomini che si sono dati battaglia e i marinai e i soldati, i militi normali sono stati seppelliti sulla spiaggia, e mentre i patrizi, i comandanti, i capitani di galea che sono morti in battaglia sono stati portati a Corfù, sono stati seppelliti nella chiesa dell'Annunziata, di Santa Maria dell'Annunziata di Corfù, sono rimasti lì con le loro tombe e con le sepolture di quella volta fino al 1943, dove invece durante un bombardamento tedesco
è stata colpita la chiesa e hanno devastato tombe, cioè, e sono ancora in ruderi, e sarebbe una bella cosa forse riportarla. Questa è l'acqua raccolta su quel tratto di mare davanti al luogo della battaglia, e un po' di sabbia di terra della spiaggia. Ci ha donato la vetreria Nason Polla e le lasciamo in dono qui alla chiesa in ricordo di questa commemorazione. Quindi se voi le venite a portare sull'altare, poi le lasciamo. Io poi pregherei, prima di raccontarci qualche cosa, e finiremo la nostra celebrazione con la messa alle ore 18 qui in chiesa, la messa di commemorazione. Pregherei Ivo Padia di... Sì. Dimmi. Paolo Borsetto vi dice qualcosa anche lui. Abbiamo fatto 7 guerre contro i turchi. E perché ricordiamo questa ogni anno in qualche chiesa? Le nostre battaglie contro i turchi non erano mai battaglie normali. Erano sempre guerre per salvare le nostre linee commerciali, ma soprattutto una guerra ancora una volta tra Oriente e Occidente. I turchi erano stati chiari, dovevano entrare in Adriatico per conquistare Roma, trasformare la Basilica di San Pietro in una loro chiesa, bisognava una moschea, dovevamo fermarli. E per 7 volte i turchi ci hanno attaccato, per 7 volte da soli, esclusa l'Epam, siamo riusciti a mettere in piedi una lega, li abbiamo fermati. Era ancora una volta una guerra tra i valori dell'Oriente e i valori dell'Occidente. E ancora una volta questo scontro avveniva a Venezia, con Venezia dentro. Perché fino a tutto il Settecento, nonostante tutte le bugie che raccontano le fonti ufficiali, Venezia era la città più ricca d'Europa, la più importante e quella che sapeva contrastare l'assalto dei turchi. Vi racconto solo un paio di episodi successi durante la battaglia. Quando una galea sottile arriva dove era ferma la flotta per portare la notizia che Famagosta è caduta. L'urlo dei marinai veneziani è questo. Si rivolgevano agli alleati, ma gridando tutti assieme: "Ricordeve di Famagosta", ricordeve di quello che è successo a Famagosta. Prima di cominciare la battaglia, sulle galee nostre viene innalzata a prora una croce e tutti pregano. Nelle nostre galee c'erano frati francescani in maggioranza, qualche domenicano. E succede una cosa incredibile. Don Giovanni d'Austria, che aveva avuto il comando della flotta, perché altrimenti gli spagnoli non venivano, a prora della sua nave, con alcuni patrizi, balla la gagliarda. Dopodiché il comandante turco spara a salve una cannonata davanti alla prora della nostra nave ammiraglia. E era un invito per fare uno scontro tra di loro. Don Giovanni risponde con un'altra cannonata che va davanti alla prora del comandante turco, una seconda cannonata che significava che rifiutava lo scontro fra loro due e che la battaglia doveva avere inizio. I turchi si mettono, come vedete qua, nella loro formazione classica a mezzaluna, i nostri in linea. In tutta l'ala sinistra dello schieramento veneziano erano solo navi veneziane. Davanti allo schieramento avevamo 6 galeasse, ce n'erano 9 in tutto il mondo ed erano tutte nostre. I turchi cercano
come attacco nelle ali di prendere a poppa il nostro schieramento, a sinistra non passano, i veneziani portano via l'acqua, costringono i turchi ad andare sotto riva, succede un macello incredibile, ma i turchi non passano. C'è poi lo scontro al centro. Infine, sulla destra, dove c'erano le navi di Andrea Doria, era stato comandato questo ammiraglio di allontanarsi un po', di tenere lontani i turchi. Si era allontanato troppo, lasciando un buco incredibile tra il nostro centro e l'ala destra. In quel centro, in quel buco, i turchi si buttano. Solamente le nostre navi di riserva fermano, chiudono il buco e qui succede un altro episodio. Guardate, potremmo stare qui tutta la mezz'ora, un'ora, 2 giorni, quando volete, a raccontare episodi, ma voglio solo raccontarvi questo. In questo buco molte navi erano veneziane che vanno a chiuderlo, ma c'era una nave, una galea comandata dal Pasqualino, il quale nello scontro rimane colpito da una freccia e muore. C'era vicino a lui suo fratello, il quale prende la sua spada, prende una corda e si lancia nella galea turca. Aveva 14 anni. Naturalmente tutti gli altri marinai si saltano nella galea nemica, prendono il ragazzino, lo portano via e poi gli altri conquistano. E i turchi allora scappano. Alla fine, tutti quanti avete sentito parlare di un celeberrimo scrittore, Cervantes, il quale era presente alla battaglia e durante uno scontro perde la mano. Alla fine della battaglia Don Giovanni vuol vedere Sebastiano Venier, il comandante della nostra flotta, e trova anche Cervantes. E allora Don Giovanni in tono affettuoso gli dice: dammi la mano. No, gliel'ho già data una prima. E così finisce. Guardate, potremmo stare qui a raccontarci molti di questi episodi, ma credo che lasciamo lo spazio al parroco e alla messa. No, la preghiera di... La preghiera di degli Schiavoni. Questa è la preghiera degli Schiavoni e credo che essendo in un luogo sacro e quindi ascoltiamo quella che era la preghiera degli Schiavoni. Molto bene. Signore Dio, concedi a Venezia di comandare per terra e per mare. Concedi, Signore, che il gonfalone del tuo evangelista possa sventolare libero su tutti i possedimenti di Venezia, nei secoli dei secoli. Amen. Se abbiamo ancora... Sì. E poi raccontiamo qualche altro episodio della battaglia finché non viene l'ora della messa. Semplicissimo, intanto grazie per essere venuti qua. C'è moltissima gente che viene a vedere, solo che molti neppure si accorgono di questi bassorilievi, di queste sculture, passano oltre senza fermarsi, guardano il soffitto, guardano questo altare qua. Ma io vorrei ricordare che in occasione della battaglia di Lepanto, per la prima volta nella storia, la Madonna è stata invocata e pregata come aiuto del popolo cristiano, aiuto dei cristiani. Quando è arrivata a Venezia la notizia della vittoria, Papa, che era qui a San Giorgio, dalla loggia, l'ha detto forte a tutti quelli che erano lì di sotto. Noi in fondo alla chiesa, lì a destra, abbiamo una statua grande della Madonna aiuto dei cristiani, che in qualche modo si collega con questa, lì per la prima volta. Volevo ricordare solo questo. Grazie. A significato di questa protezione della Madonna dei cristiani e in particolar modo di questo episodio di Lepanto, che è stata considerata una vittoria sotto la protezione della Madonna, è stata costruita a San Giovanni e Paolo, poi è dedicata nella chiesa dei Domenicani San Giovanni e Paolo,
la cappella della Madonna del Rosario, proprio dedicata al ricordo e alla commemorazione come voto per la vittoria di Lepanto. Quindi abbiamo una dedicazione in questo senso, perché Venezia aveva San Marco e poi la Madonna che le proteggeva. I simboli cristiani erano importanti. Qualche altro episodio finché non ci si chiama ci si chiama la campana per l'inizio della messa. Volevo solo ricordare, ecco, se Mario Delia vuole anche lui solo ricordare questo pensiero. 4.000 veneziani sì. I morti sono morti. I morti sono stati tanti, gli episodi di eroismo sono stati tanti, perché forse i momenti più cruenti della battaglia, per sintetizzare e ricordare a noi quello che è successo, la flotta ottomana aveva abbandonato Cipro dopo aver avuto il massacro di Famagosta e 20.000 ciprioti e cristiani e veneziani ammazzati in quei giorni di saccheggio della città di Famagosta, oltre agli episodi con cui è stato malamente trucidato e spogliato vivo Marcantonio Bragadin, che hanno fatto soffrire per quasi una settimana. L'hanno issato, gli hanno tagliato naso, orecchie e issato in cima a un pennone per 3 giorni, dove l'hanno lasciato al sole, l'hanno frustato, poi l'hanno mandato a piedi prendendo la calce in giro fino alla colonna davanti al palazzo del governo di Famagosta, dove è stato spogliato vivo e è morto per le sofferenze, ma hanno ammazzato 20.000 persone. E le battaglie, i momenti più cruenti, quindi hanno lasciato Cipro e sono andati a svernare a Lepanto. Era il porto del Golfo, dove avevano un porto protetto dove pensavano di svernare e magari ripartire con la primavera, perché no, per non conquistare Roma e portare in porto il progetto che avevano in mente, attraversando l'Adriatico da Antibari a Bari, sbarcare Bari e arrivare a Roma senza fare tutto il giro che poi hanno dovuto fare le altre volte che hanno tentato con l'assedio di Vienna e quant'altro, un tentativo di fagocitare tutta l'Europa. Arrivati a Lepanto è giunta la notizia, mentre la flotta cristiana stava andando verso Cefalonia, non è partita, eravamo prima dell'inverno, la notizia di quel che era successo a Famagosta ha fatto sì che sotto la spinta dei veneziani, che se no partivano da soli, la flotta è partita e si è schierata a Lepanto. Però dicevamo che lo scontro è avvenuto alle Cuzzolari. Le Cuzzolari sono 40 miglia, quindi ci hanno messo un giorno a raggiungersi dopo che c'era la notizia delle flotte che si avvicinavano. La flotta turca arrivava convinta di vincere, suonando pifferi, tamburi, facendo il massimo del rumore, tutti vestiti nella maniera più vistosa possibile, gli svizzeri con le penne messi addosso. Arrivavano baldanzosi con un vento fresco di est, di Levante, che arrivava e che spingeva la flotta ottomana. Fatalità, verso mezzogiorno, perché ci hanno messo 4 ore a schierare la flotta dalla mattina, eccetera. Pensate, 200 navi da una parte e 200 dall'altra, con circa 150-200 metri fra nave e nave per poter lavorare, era uno schieramento di una quindicina di chilometri. E quando è cominciata e pensavano di assaltare la flotta cristiana, il vento è calato, si sono fermati e sono passati in mezzo alle 6 galeazze, quelle raffigurate là davanti, che sono state il momento vincente della battaglia, e passando in mezzo alle 6 galeazze, che la prima volta nella storia della marineria avevano 50 cannoni laterali e non solo il cannone di corsia che avevano in centro le galee, sono stati per fortuna massacrati e la baldanza è stata riportata a un livello diverso, per cui erano convinti di essere più forti, più agguerriti, più numerosi, e invece hanno affrontato lo scontro. Se dobbiamo citare degli episodi di particolare eroismo, lo scontro più importante, lo scontro più cruento, c'è stato nel corno sinistro, quello che era sotto
sotto la costa, da quel lato, dove il comandante del corno destro della flotta ottomana ha cercato di prendere, di passare sotto la spiaggia dove è stata raccolta poi quella. E quel corno era comandato da Agostino Barbarigli, anziano, 72enne, che per combattere meglio e per non scivolare sul ponte dicono che era in papusse, perché sennò con gli stivali da marina rischiava di non essere sufficientemente salvo nelle acque. E per combattere meglio si è alzata la cedata, è stato colpito da una freccia su un occhio e ha comandato per 4 ore la sua nave e la battaglia, ferito con una freccia nell'occhio, con qualsiasi altro si sarebbe fatto portare, avrebbe lasciato gli altri, invece lui ferito. E gli episodi di eroismo, come si diceva, sono stati tantissimi, perché se non fosse stato che lì i veneziani hanno vinto nel corno sinistro e hanno bloccato questa manovra di accerchiamento e gli fosse riuscita quell'operazione, probabilmente le sorti della battaglia sarebbero state diverse. Così come sarebbero state diverse se i veneziani non avessero chiuso il buco che ha ricordato Giampaolo Borsetto prima, perché Andrea Doria, che aveva le sue 12 galee al comando e che erano galee personali, si è allontanato. Quindi c'è una grande manovra di strategia militare, quella di allontanarsi per poi rifare. No, è stata una manovra per dire lasciamo che gli altri si ammazzino fra di loro e io sto in disparte con le mie galee. Però. Tanto è vero che poi i trattati di pace sono stati fatti e tutte le riunioni dopo la battaglia sono state fatte a bordo della galea di Andrea Doria, che era perfettamente conservata, non aveva subito un assalto e non aveva subito un danno. Ecco. La battaglia è durata circa 5 ore, dopodiché è stata conquistata la galea capitana di Ali Pascià, la galea capitana turca. Ali Pascià gli è stata mozzata la testa, anche se Giovanni D'Aucia non avrebbe voluto farlo prigioniero, ma era tale la foga dell'equipaggio e dei soldati sono saltati addosso e hanno tagliato la testa. È stata issata su una picca e issata sull'albero della capitana. Questa cosa ha fatto capire che era morto il comandante e quindi hanno cominciato ad andare via, a cominciare da Ali il cosiddetto Occhiali, che era un comandante del corno sinistro, che è scappato dalla parte del Doria e con le sue galee è ritornato con 60 galee a Costantinopoli. Cioè ci sono anche episodi di chi non ha affrontato in maniera seria la battaglia, ma i veneziani si sono fatti onore. Ha detto Mario Delia 4.000 morti, complessivamente la flotta cristiana ne ha avuti quasi una decina di migliaia di morti. I turchi morti invece sono stati quasi il quadruplo della cosa, hanno avuto più di 30.000 morti, ma a bordo delle galee turche sono stati liberati 15.000 schiavi cristiani razziati nei vari paesi marittimi del Mediterraneo, e quindi anche dal punto di vista del bilancio delle anime, quando sono tornati più cristiani alla vita libera, anche malgrado i morti che ci sono stati, piuttosto che quelli che invece sono caduti sul campo. Io credo che siamo arrivati all'ora e non vorrei sforare i nostri tempi, perché anche oltre ai nostri discorsi la cosa importante è la celebrazione eucaristica con una messa, perché una messa si è sempre fatta anche alla fine di una battaglia, per ricordarsi che la guerra è guerra, ma poi bisogna tornare con la sensibilità dello spirito a quello che è la vita del cristiano e dell'uomo di pace. E se un'ultima cosa dobbiamo dire sul significato che può avere ricordare una battaglia, un episodio cruento, un episodio di scontro fra popoli, fra culture, fra civiltà, come quello di Lepanto, è importante riguardarlo in chiave moderna, sia perché l'istoria magistra vite e poi perché i veneziani si sono dovuti difendere quando si sono dovuti difendere, ma poi hanno subito ricercato la pace. Cioè dopo Lepanto, Venezia ha capito che era molto meglio perseguire la pace anche coi turchi e
coltivare, perché no, le sue ragioni commerciali piuttosto che non quelle militari con i morti di una guerra. Grazie. Grazie.